Asinara, isola nell'isola, l'isola di Ercole, un insieme di terra ed acqua tra mito e realtà. Nel corso dei millenni un luogo di incontro e confronto ai confini con l'ignoto, sosta e approdo, meta o tapa verso nuove terre e nuove prove. Un'isola dalle molte storie e dimensioni, fino ad essere una prigione inaccessibile oltremare. Asinara, un orizzonte sconosciuto oggi finalmente svelato. Parco nazionale, forse uno dei più significativi e particolari del nostro paese. La nuova dimensione permette all'ambiente dell'isola, dopo un deterioramento di quasi un secolo, il recupero del suo naturale equilibrio e la conservazione delle tracce delle sue molteplici storie, facilitandone la lettura ed educando ad una nuova consapevolezza dello straordinario patrimonio che l'isola rappresenta. L'asse portante della missione istituzionale del parco è l'educazione continua delle nuove generazioni, attraverso una conoscenza diretta e agita del patrimonio ambientale e storico-culturale. Il programma educativo denominato il Laboratorio della Conoscenza è un articolato progetto di percorsi laboratoriali che coinvolge alunni e docenti in un'emozionante esperienza di ricerca sul campo. Il primo circolo didattico di Porto Torres aderisce da anni con entusiasmo a questa iniziativa per dare ai suoi allievi la migliore formazione per la conoscenza e salvaguardia del proprio patrimonio ambientale. L'isola mito, l'isola del silenzio, l'isola prigione, è così diventata un sereno e straordinario luogo di conoscenza, di gioco e di animazione culturale, in immersione totale dentro il suo ambiente naturale e la sua storia. Questo ne è il racconto, quasi un diario di bordo. È l'andare tra lo scorcio, ombra e cresta, questo stante picco a scontrarsi maroso, quest'animo fiacco, ripensato, questo salto di Tursiope d'argento, mentre intorno quieto un canto sopra il volto accennato di un sorriso. Come mi sento, seduto in mia bolla, come mi sento, perfettamente scomposto, inumidito dentro l'occhio del puledro, poco più di 1,5 metri a rasopelo a sangue caldo, un vagare di ricordo, tra calicotome ed assenzio, quell'odore tale e quale dell'infanzia, mentre arriva, indifferente, il toponimo bizzarro di una punta. Il patrimonio naturalistico e storico-culturale dell'isola dell'Asinara, di significato e valore eccezionali, si offre dentro un territorio molto vasto e in uno scenario di grande fascino, in cui è costantemente visibile la forza della natura, capace di mutare in breve spazio le fisionomie del paesaggio. Emersa durante l'orogenesi arcinica, circa 350 milioni di anni fa, questa terra è stata frequentata dall'uomo fin da epoche remotissime, offrendo riparo ai naviganti con le sue coste sinuose in tutte le condizioni di vento e di mare. La presenza di sepolture prenuragiche, datate circa 4.000 anni nella zona di Campo Perdu, costituisce testimonianza certa dei primi insediamenti umani. Conosciuta e frequentata già da Fenici e Greci, durante l'epoca romana fu sicuro approdo per le navi in transito con la vicina Turris Libisonis, l'antica Porto Torres,
importante snodo nel traffico marittimo nel Mediterraneo. Divenne poi nel Medioevo, a partire dal 700 d.C., meta delle incursioni degli arabi, nonché teatro delle loro battaglie contro le città marinare di Pisa e Genova. La definitiva vittoria di queste ultime diede avvio alle colonizzazioni delle famiglie liguri e toscane. Successivamente, intorno alla metà del 1100, divenne un eremo di preghiera dei frati che vi edificarono il cenobio di Sant'Andrea. Infine, dal 1400 in poi fu dominio degli aragonesi, che vi eressero le loro torri di guardia contro le incursioni nemiche, in particolare dei pirati barbareschi, tra i quali il leggendario Barbarossa, che fece dell'Asinara la sua base, arroccandosi nel fortilizio del Castellaccio, dominante Fornelli. Quando agli inizi del 1700 la Sardegna passò sotto il dominio dei Savoia, l'Asinara venne popolata da famiglie di pastori e pescatori, provenienti dalla Nurra e dal Nuorese, ma anche dalla Liguria, dalla Corsica, dal Lazio e dalla Campania. Essi vi costruirono case, ovili, muri, terrazzamenti e piantarono ulivi, pergolati e piante fruttifere su tutte le piccole oasi disponibili. Nel 1885 ebbe poi inizio una lunga e tormentata storia che va dal lazzaretto alla colonia penale agricola, al carcere fino al supercarcere. Una storia che ha segnato radicalmente l'Asinara con una vicenda umana vissuta nella dimensione del dolore e della sofferenza. Le zone di Campo Perdu, degli Stretti e di Fornelli diventarono campi di deportazione per decine di migliaia di prigionieri austro-ungarici provenienti dall'Albania durante la Grande Guerra. Vi persero la vita migliaia in un'epidemia di colera, giacendo in povere fosse sulle balze inospitali degli stretti, prima che le loro spoglie fossero ricomposte nello stario austro-ungarico. Divisa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e quello della Sanità, l'isola restò un campo di lavoro e lazzaretto per tornare ancora ad essere luogo di deportazione, tra il 1937 e il 1939, per centinaia di confinati etiopi, tra cui alcuni stretti familiari del Negus Haile Selassie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'amministrazione carceraria riprese il controllo dell'isola con la colonia penale agricola impegnata nella coltivazione di cereali, ortaggi e vigneti e nell'allevamento di bestiame. La sua attività raggiunse buoni livelli di organizzazione e funzionalità grazie alla costruzione di importanti infrastrutture ulteriormente potenziate nell'ultima fase carceraria, violenta e durissima, avviata negli anni 70 con la massima sicurezza contro il terrorismo e proseguita poi contro la mafia, fino alla sua chiusura definitiva nel 1997. Oltre alle molte restaurate ed immesse nel circuito culturale del Parco Nazionale, di questa vicenda storica restano dovunque le strutture ormai in abbandono, ma sempre portatrici di significati storici e culturali. L'isola, restituita dal parco alla sua dimensione di paradiso biologico ed ecologico, ospita ora una straordinaria fauna, con oltre 80 specie di vertebrati terrestri appartenenti alle classi degli anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Tra di esse, diverse specie tra le rare e quelle in via di estinzione. Diversi sono anche gli endemismi presenti nella flora. Leccato di mare, di erba, canzonaccia in bocca alla massaia, della pena del sole mi trafiggo, non trovo, ma frugo la mia innocenza di bestia, prendo un cibo prepagato, scarto, sputo, ma doloro non rinnego, dilatato la mancanza di un bisogno, il bisogno di mancanza, quasi fosse a Chiapparello.
Durante tutta l'epoca carceraria il rispetto dell'ambiente era stato sicuramente un obiettivo estremamente marginale a fronte dell'esigenza di assolvere efficacemente i compiti istituzionali. Tale approccio, del resto, molto diffuso in tutto il paese, ha portato ad un processo di creazione di discariche durato 112 anni. L'avvio del parco è stato perciò caratterizzato dal gravoso e lungo impegno del risanamento del territorio e del recupero di molti degli edifici pubblici abbandonati e, in molti casi, fatti oggetto di atti vandalici. Opera ancora in corso. Il parco cosa sta facendo in questi ultimi anni di interessante per scuole, bambini, per le visite, per i turisti? Abbiamo realizzato un centro di recupero della fauna marina selvatica nella zona di Fornelli, che è anche un centro regionale, siamo all'interno della rete regionale di protezione della fauna marina. Poi abbiamo un centro terrestre nella zona di Tumbarino, dove annualmente i ricercatori avviano dei programmi sull'annellamento degli uccelli migratori. Questa è una delle attività dell'Osservatorio Faunistico di Tumbarino. L'Osservatorio Faunistico coniuga ricerca, divulgazione ed educazione ambientale all'interno di un unico pacchetto che si può, osservare e vivere all'interno dell'Osservatorio Faunistico qui nella località Tumbarino, nel Parco Nazionale dell'Asinara. A Cala Reale, dove sono incentrate molte delle attività del parco. Vicino al molo troviamo, appena siamo sbarcati, abbiamo visto proprio che sulla sinistra del nostro molo partiva un sentiero molto particolare. Quello è un sentiero per non vedenti che termina in una passerella che andrà a buttarsi in mare, dove i non vedenti potranno godere anche dell'ambiente subacqueo. Parliamo del laboratorio a conoscenza. Che cos'è questo laboratorio a conoscenza? È un progetto che il parco sta portando avanti con le scuole di Porto Torres e poi estenderà con le altre scuole della provincia e anche regionali e anche al di fuori della regione Sardegna. Il laboratorio è diviso, in due parti fondamentali, una parte marina e una parte terrestre. Il Laboratorio della Conoscenza nasce dentro il RetraPark, progetto di rete internazionale tra parchi di cui il Parco Nazionale dell'Asinara è capofila e che comprende il Parco Regionale Corso, il Parco Internazionale delle Bocche, l'Arcipelago della Maddalena, il Parco di Portoconte e la provincia di Sassari. Ne rappresenta la parte formativa ed è costituito da una serie di percorsi educativo-didattici finalizzati a portare gli alunni dall'esperienza pratica sul campo all'attività di studio, riflessione, analisi e classificazione con l'applicazione di metodi e strumenti rigorosamente scientifici. Il progetto del Laboratorio della Conoscenza è nato in un momento particolare, molto importante della storia del parco, quando il parco ha dato inizio al progetto di allontanamento delle capre dall'Asinara verso la Sardegna. Era un provvedimento che si è reso indispensabile perché le capre erano oltre 5.000, assieme a tutta l'altra massa di animali che pascolavano allo stato selvaggio o brado sull'isola. Ecco, questo grande carico di pascolanti ha ridotto l'isola a un unico tipo prevalente di formazioni vegetali dominate dall'Euphorbia dendroides. Questa trasformazione ha coinciso con una grande diminuzione della biodiversità perché le capre, che sono molto voraci, hanno praticamente mangiato
l'intera vegetazione dell'isola. Si è arrivati a questa fase anche a seguito delle molte attività antropiche svoltesi sull'isola nel corso del tempo, tra le quali il taglio dei boschi ed il fuoco per l'attività pastorale perpetuatesi in tutto il periodo precedente l'epoca del carcere. Il carcere ha dovuto a sua volta governare la presenza di moltissimi pastori sardi che hanno continuato a svolgervi il proprio lavoro in modo consuetudinario, favorendo la moltiplicazione delle capre e il conseguente loro impatto distruttivo sul territorio. Le formazioni vegetali dell'isola, ormai ridotte alla sola macchia mediterranea, sono state infatti intensamente pascolate con l'asportazione dell'intera parte erbacea fino a far diventare prevalente la parte legnosa. Il costante ricorso al fuoco per determinare il riscoppio della vegetazione e quindi migliori condizioni di pascolo per gli animali ne ha accelerato il progressivo impoverimento. Si è arrivati in questo modo ad uno stato di estrema degradazione dell'ambiente dell'isola, quasi ad un punto di non ritorno, che ha imposto la necessità di adottare un sistema di gestione che consentisse l'immediata ripresa di un percorso dinamico e positivo della flora. L'istituzione del parco è stata la scelta in funzione di questa necessità. Ecco, questa è stata la scelta del parco. Il parco ha ritenuto di dover allontanare questo supercarico di bestiame dall'isola dell'Asinara, portando gli animali vivi in Sardegna, quindi tutta l'isola durante e dopo il compiersi di questo progetto sarebbe stato un intero continente, un'intera terra emersa nella quale la vegetazione affronta un itinerario di nuovo dinamismo, nuova vegetazione, rinascita e nuovo percorso verso le formazioni più evolute. Il percorso è molto lungo, è impegnativo, è un obiettivo, diciamo, ecologico, economico, di recupero della naturalità di quest'isola. Perché l'esperienza del laboratorio della conoscenza potesse diventare metafora di tutti i corsi di educazione ambientale che si svolgono nei parchi, è stato necessario studiare l'isola in tutti i suoi aspetti in collaborazione con la scuola primaria del territorio. In questo modo, nel rispetto del ruolo istituzionale del parco, il laboratorio è stato interpretato come occasione per promuovere una diversa conoscenza, familiarità e frequentazione della natura e dell'ambiente. Non sono vecchio il passo di un asino stanco, non sono cicatrice sul suo corpo, non sono solitario il croco vicino allo scoglio, non sei zampe la formica, sola in punta all'universo, ma l'antropoide presupposto, sviluppato, avviluppato, definito un signore incretinito e senza regno. Tutta l'attività del Laboratorio della Conoscenza è stata progettata come un graduale processo di avvicinamento all'esperienza residenziale di ricerca sul campo nell'Asinara. La fase propedeutica ha visto educatori ed educatrici del parco svolgere la loro attività didattica teorica a scuola sull'ambiente marino e terrestre dell'isola, stimolando conoscenze sugli organismi marini e sulla composizione chimica-fisica dell'acqua di mare. Conoscenze che, approfondite e strutturate con le docenti di classe, permetteranno agli alunni di svolgere sul campo l'attività di osservazione, misurazione, identificazione e classificazione tramite l'utilizzo diretto della strumentazione scientifica. Preleveranno organismi vegetali e in base a questo avranno poi l'opportunità di identificarli utilizzando lo stereoscopio e attraverso lo studio dei sedimenti vedere come per esempio è composta la sabbia, quali sono non solo le porzioni geologica e mineralogica, ma anche gli organismi che portano alla composizione della sabbia stessa.
La prima fase d'osservazione sul campo è stata svolta nelle isole ambientali collocate dentro o ai confini dello spazio urbano di Porto Torres, come il parco e la scogliera di Balai. Ma la visita più stimolante è stata senza dubbio quella al vicino e ricco ecosistema dello stagno di Platamona della sua pineta e ginepreto, per la sua osservazione diretta e per il riconoscimento delle diversità attinenti alla sfera biotica, nonché la loro distinzione attraverso l'analisi delle caratteristiche e specificità. Quello che abbiamo fatto oggi è la realizzazione di un transetto dallo stagno di Platamona fino all'interno per quanto riguarda la parte vegetale e il riconoscimento quindi delle specie arboree, arbustive e erbacee presenti in questo tipo di ambiente. Per quanto riguarda la parte animale abbiamo utilizzato le torrette di avvistamento presenti attorno allo stagno e abbiamo portato i bambini al riconoscimento soprattutto delle specie di uccelli presenti nello stagno. Nella scuola c'è stato anche chi ha voluto prepararsi per tempo ad affrontare l'esperienza del laboratorio della conoscenza dell'anno successivo. È il caso di alcune classi di bambini di seconda che, con un progetto collaterale a quello del parco, si sono immerse nelle storie dell'Asinara, soprattutto in quelle affascinanti delle leggende del periodo dei pirati. Ci troviamo nel plesso Dessì, dove la classe seconda sta lavorando all'attività relativa al progetto alla ricerca del tesoro del pirata Barbarossa, un laboratorio propedeutico al laboratorio della conoscenza che sarà attivato anche per questa classe il prossimo anno in terza e poi quarta e quinta. Il progetto ha coinvolto 4 classi del nostro istituto, ci è servito per iniziare ad introdurre i bambini alle problematiche e alla conoscenza del territorio del Parco Nazionale dell'Asinara. È un progetto che ha previsto attività di aula decentrata, tanto è vero che siamo stati sull'isola e abbiamo lavorato in laboratori all'aperto in cui i bambini si sono potuti appunto cimentare in attività relative alla storia, quindi alla ricostruzione della storia del pirata, della leggenda, e a momenti di educazione ambientale con alcuni tipi di animali, per esempio l'asino bianco oppure il cavallo. Il laboratorio della conoscenza, per realizzare interamente la sua grande valenza educativa, è stato fin da subito calato dentro un'articolata dimensione interdisciplinare, con una sezione artistica a molte dimensioni in cui, parallelamente, sono stati sviluppati vari e coinvolgenti percorsi. L'attività di immagine grafica e pittorica di illustrazione ed evocazione delle suggestioni dell'Asinara ha visto anche un'affascinante e produttiva collaborazione successiva con Jordi Aligué, artista della Catalogna che, dopo aver regalato al parco 93 opere artistiche dei suoi allievi delle studi d'arte di Cardedeu, tutte sviluppate sul tema essenziale della linea di costa dell'Asinara, ha condotto sulla stessa traccia un laboratorio con gli alunni e docenti del circolo partecipanti al laboratorio della conoscenza. Il risultato è stata una ricca e suggestiva mostra collettiva dei lavori denominata La mappa delle emozioni. Le elaborazioni ed esecuzioni curate dal coro orchestra degli alunni del circolo, soprattutto di canto e musica della tradizione sarda, hanno accompagnato l'intero processo di costruzione del progetto, rappresentandone una vera e propria colonna sonora. Inghiottito di campagna, ridisegno con le nuvole il tuo volto, riconosco in ogni rivolo sinuoso sfumature del tuo sguardo e diramo
questi occhi e le mie braccia, con lentischio, con l'euforbia, un frusciare, scomparire, un gracchiato di cornacchie mi rimpiazza. Noi ci troviamo qua in un posto molto particolare e molto importante. Laggiù, al limite di questa parte pianeggiante, ci sono le Domus de Llanas. Questo è il primo insediamento umano che risale a circa 3600 anni fa. Perché gli uomini che hanno costruito le Domus de Llanas si sono fermati qua? Perché questo era un posto nel quale 100.000 anni fa c'era, i geologi lo chiamano un mare tirreniano. Ha determinato l'origine di queste zone pianeggianti molto fertili e quindi gli uomini presumibilmente hanno scelto questo posto sia per la natura delle rocce sia perché questa area consentiva per esempio di fare l'allevamento. La coltivazione 3600 anni fa era già una tecnologia dell'uomo, per così dire, in funzione, in sviluppo e in uso da 10.000 a 7.000 anni fa. Il modello didattico formativo del Laboratorio della Conoscenza per condurre gli scolari al riconoscimento nell'ambiente di tutti gli elementi che lo caratterizzano è basato sull'adozione di sistemi di descrizione del paesaggio semplici da ricordare e capaci di sviluppare progressive competenze integrate nei bambini. Osservando, misurando e descrivendo la flora, la fauna, la geologia, la pendenza, l'esposizione, il variare delle condizioni climatiche, nonché riconoscendo i monumenti di tutte le epoche storiche e come l'evoluzione dell'edificazione e dell'urbanistica dell'isola sia cambiata nel tempo, essi saranno via via in grado di conoscere e riconoscere nell'Asinara e in tutti gli ambienti che in seguito potranno visitare la storia e gli accadimenti che si sono succeduti nel territorio, nonché intuire le sue possibili tendenze di sviluppo verso il futuro. I nostri alleati sono in questo percorso del Laboratorio della Conoscenza sono scolari delle scuole elementari. Il parco ha un obbligo d'onore nei confronti di Porto Torres, che è il territorio amministrativo nel quale è ospitato questo parco nazionale. E quindi il parco guarda questo territorio con un particolare interesse e con un senso di riguardo e di rispetto istituzionale. Dal punto di vista naturalmente formativo, loro sono molto impegnati. Devo essere sincero, non sono abituato a lavorare con i bambini, però con questi progetti siamo riusciti a notare come i bambini stessi sono in grado di vedere ciò che normalmente per noi è una cosa banalissima. Una conchiglia vista al microscopio per loro è un mondo totalmente diverso, la spiaggia stesso che calpestano è un mondo totalmente diverso, gli animali che normalmente non vedono o che per noi sono scontati, per loro sono animali assolutamente meravigliosi, hanno il pieno rispetto, sono in grado già di riuscire a capire qual è il rispetto che devono portare alla natura nel luogo in cui vivono per loro stessi. Il percorso scientifico-esperienziale del laboratorio, da svolgersi necessariamente nell'arco di alcuni anni, è strutturato seguendo l'ambiente sia marino sia terrestre dell'isola. Quest'ultimo è basato sul rilievo sistematico di aree di saggio permanenti per studiare e verificare l'evoluzione dinamica della vegetazione sottratta all'influenza delle capre. Pertanto ogni alunno sarà chiamato a seguire per almeno 2 anni il proprio percorso di studi ambientali sull'Asinara. L'ente parco intende far sì che in prospettiva futura tutti gli alunni e studenti della città e dei paesi della Sardegna possano svolgere e vivere la stessa esperienza di quelli di Porto Torres, utilizzando il medesimo approccio scientifico per apprendere un metodo di studio e di imparare a rilevare e conoscere le caratteristiche dell'ambiente,
gli elementi essenziali del clima, la sua variabilità, soprattutto l'importanza del patrimonio, non solo naturalistico, ma anche storico-culturale. Possano cioè percorrere l'itinerario verso l'appartenenza dell'uomo ai luoghi in cui vive. La dimensione residenziale del Laboratorio della Conoscenza ha creato le condizioni per far vivere ai bambini, anche in maniera ludica, gli stessi luoghi della ricerca scientifica. La necessità di convivere serenamente in gruppo per un tempo abbastanza lungo, giorno e notte, lontano dalle famiglie, senza alcun diversivo se non quello della pura socialità, ha arricchito il progetto di una doppia sezione artistica parallela. Una basata sulle canzoni della tradizione sarda e in particolare turitana, ed un'altra sull'animazione teatrale. Poi, una sera dopo cena, abbiamo fatto una sorpresa agli operai della Vinyls, che per protesta contro la chiusura della fabbrica di Porto Torres stavano da molti mesi dentro un edificio del parco, che un tempo era un carcere e che era proprio vicino all'ostello dove alloggiavamo noi. Così siamo andati a trovarli e abbiamo anche cantato qualche canzone e loro erano contenti e anche noi. Ma la cosa più divertente è stata una specie di film con pezzi della storia di Teresita che avevamo fatto a scuola. È stato divertentissimo, anche quando l'abbiamo fatto nel parco di Balaia sulla spiaggia. Era proprio come un film, e anche se eravamo stanchi, lungo le strade deserte di Cala d'Oliva, è stato veramente fantastico. Azenara, d'imperfettibile centralità di stolta, nel tuo essere gioiello e sofferenza, di tua vita che bisboccia e mi stramazza, automatico partecipe in essenza, che mi scalza, fermo al centro, ciecamente emarginato, rovo dentro, stecco secco, crasto rotto, mentre intanto tutto intorno scorre tutta la catena alimentare. Dunque, l'esperienza che noi facciamo con questi bambini ci porterà, noi speriamo e siamo impegnati in questo assieme alle scuole elementari di Porto Torres e al Circolo Borgona, a mettere a punto un sistema in maniera che anche i turisti che vengono qua, anziché trascorrere delle giornate di turismo di svago, le possano impegnare nel ristabilire un legame
con la natura, perché il ruolo che l'uomo svolge nell'ambiente è un ruolo molto importante e quindi tutti gli uomini debbono entrare nella considerazione che il nostro ambiente, che è in difficoltà, che è in pericolo, ha bisogno di essere riconosciuto, guardato, apprezzato, rispettato in tutte le attività che noi facciamo. L'attività svolta è stata sicuramente molto più proficua perché i bambini hanno avuto modo di svolgere una vera e propria attività scientifica utilizzando i macchinari che proprio i biologi marini e i naturalisti utilizzano nel corso del loro lavoro. È stata un'esperienza bellissima, abbiamo esplorato tutto il parco dell'Asinara, abbiamo imparato tantissime cose con dei veri istruttori, che ci hanno spiegato che comunque come lavorare con l'ambiente marino e come lavorare con l'ambiente terrestre. La mia classe si è occupata della flora e della fauna marina. Per i bambini è stata un'esperienza bellissima perché ci siamo recati in una spiaggia meravigliosa, hanno indossato degli stivali particolari, hanno provato proprio il gusto di stare a contatto con l'acqua, con la natura, di mettere le mani dentro l'acqua, di prendere le alghe, di fare una catalogazione. È stata per loro un'esperienza indimenticabile. La sera abbiamo anche recitato una storia molto bella. E, insomma, questa esperienza mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto un sacco di cose e sono state veramente bellissime. Il laboratorio della conoscenza è stata un'esperienza unica per noi insegnanti. Personalmente ho vissuto intensamente questo laboratorio perché è stata una scoperta anche per me vedere gli alunni partecipi della loro conoscenza, essere attori, protagonisti del proprio sapere e aver vissuto sul campo, mettendo in pratica tutto quello che avevano acquisito, che è stato veicolato dai libri di testo e dalle lezioni fatte in aula, è stata veramente un'esperienza indimenticabile. Ci siamo divertiti molto all'Asinara. È stata un'esperienza unica per me e poi oltre a fare il bagno che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto l'acqua cristallina che io l'adoro, poi abbiamo accarezzato gli animali, abbiamo provato il cavallo, siamo usciti di notte. Molto bello dal punto di vista didattico, ci sono stati tanti aspetti nuovi, innovativi. Innanzitutto questi 3 giorni hanno permesso comunque una full immersion, uno stretto contatto con la natura. La natura dell'isola è una natura molto forte, selvaggia, incontaminata. Quindi questo ha risvegliato anche nei bambini una motivazione a conoscere la natura, a vivere la natura che in classe non si ha, ecco. Penso che qualsiasi percorso di rispetto e di conoscenza, di educazione ambientale può arrivare solamente attraverso la conoscenza e quindi qui c'era un'alta motivazione, un'alta partecipazione a tutte le attività che sono state attività strettamente laboratoriali nel vero senso della parola. Sicuramente il lavoro è stato molto più proficuo ed entusiasmante. Con il fatto anche del pernottamento sull'isola hanno avuto modo di gustare i suoni, i rumori, i profumi dell'isola in un percorso veramente naturalistico che li ha coinvolti emotivamente. All'Asinara vorrei tornarci moltissimo perché anche se sono stata senza i miei genitori ho avuto un po' di nostalgia, ma mi sono divertita tantissimo con i miei amici. È stato interessante anche scoprire come quei bambini che normalmente a scuola sono timidi e partecipano magari malvolentieri o comunque non riescono ad esprimere le proprie opinioni in aula, sono stati invece molto coinvolti da questo progetto e sono stati parte attiva interessati nel proprio lavoro. È stato entusiasmante perché
perché vivere con la natura all'inizio sembra tutto pieno di mosche e sembra brutto, ma invece poi lo fai ed è molto bello. Il tempo è trascorso velocemente. 2 notti e 3 giorni sono volati via in serenità e quasi inavvertitamente. Bambini e docenti rientrano a casa, portandosi dentro l'esperienza unica dei colori, dei profumi e del suono del silenzio dell'isola. Lieti di recuperare affetti ed abitudini, ma anche accarezzati da un soffio di malinconia e dalla crescente consapevolezza di voler rientrare al più presto nel piccolo paradiso dell'Asinara, nell'isola tornata finalmente felice. Diciamo 1, 2, 3, facciamo 5 secondi di pausa. Bene. E poi partiamo. 1, 2, 3. In questi 3 giorni ne avete un'altra di prova in bar, ci interrogo io. Alla fine in questi 3 giorni sono io l'esaminatore, voglio vedere cosa avete imparato. È già un obiettivo fortemente centrato. It's ok? Allora, io lavoro qui sul parco da circa 8 anni, oltre a fare il ruolo di educatore sono una guida da 8 anni qua sul parco. Amo questa terra. E la coniugazione, il rapporto tra la ricerca e la divulgazione, il rapporto diretto tra ricerca e divulgazione è uno degli aspetti che più piace qui ai visitatori del Parco Nazionale dell'Asinara. Sono state acquisite le informazioni necessarie per poter sperimentare poi sul campo o basta, da campo. Di 10 metri. E abbiamo con un'apposita scheda individuato le tracce oggetto dell'attività didattica. Va bene, ancora, lo devo dire ancora, non so più cosa dirvi. Allora adesso ho preso questa è la sbarra con Francesconi. La devi guardare però, Come appunto indica la dottoressa Pulina, che è l'archeologa che ci ha seguito in tutto il percorso, i bambini ripercorrono la storia Allora, il laboratorio della conoscenza è stata un'esperienza unica. Mi devo spostare? Non mi devo muovere praticamente, così va bene. Allora, l'esperienza sull'Asinara, sull'isola è stata molto coinvolgente, oltre che faticosa. Poi ci scambiamo fino alla chiusura, ok? Ricordiamo ancora, questo fa dell'accompagnamento. Bellissimo! Guardate lì, adesso potrebbe andare, ma non abbiamo chiuso occhio, però bellissimo! Ok, grazie. Abbastanza lunga. La facciamo insieme. Lunga. Vittorio.
Qua avevo segnato la tua ripresa del re che scende le scale. No, fammi vedere. Sì, no, ma dico dopo. Dopo. Beh, devo dire che alla fine di questo percorso non si può che essere soddisfatti. Il laboratorio dell'Asinara, il laboratorio delle conoscenze, creato dall'ente parco dell'Asinara e che noi abbiamo condotto con molto entusiasmo, devo dire, è stata un'esperienza per tutti estremamente bella e significativa. Personalmente devo dire che vivendola in questa doppia dimensione di dirigente scolastico e regista, ho avuto modo di entrare maggiormente nella quotidianità del percorso e devo ammettere che il laboratorio che l'ente parco ha messo a disposizione della scuola è veramente un'esperienza unica e dobbiamo anche ringraziare l'ente parco di averci dato questa opportunità.